Dopo 2 anni e mezzo di legislatura, al giro di boe, la 14ª Commissione parlamentare permanente delle politiche dell'Unione Europea si presenta con una nuova composizione che vede confermata al proprio interno la presenza del deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano, già componente attivo e riconfermato nel ruolo di segretario, incarico che ha ricoperto sin dall'inizio del suo mandato. Si tratta di un incarico di rilievo in una delle commissioni più strategiche per il futuro del Paese, chiamata a monitorare l'attuazione delle politiche europee e la gestione delle risorse del PNRR. La riconferma dell'onorevole agrigentino Pisano testimonia così la fiducia dei colleghi e parlamentari e il riconoscimento del lavoro svolto nel corso della sua legislatura. Ringrazio sinceramente i colleghi per la fiducia che hanno voluto nuovamente accordarmi, ha dichiarato l'onorevole Calogero Pisano. Questo incarico rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e una responsabilità che intendo continuare a onorare con serietà, passione e spirito di servizio. La 14ª Commissione è un osservatorio privilegiato per comprendere le dinamiche europee e per orientare le scelte che incideranno concretamente sullo sviluppo del nostro Paese e dei nostri territori, a partire dalla provincia di Agrigento, oltre a essere un organo fondamentale nella gestione delle risorse del PNRR. La riconferma del deputato siciliano Pisano rappresenta un segnale chiaro della volontà politica di valorizzare competenze e continuità nei ruoli chiavi delle istituzioni parlamentari.